Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv di oggi, 12 marzo 2026. Subito i titoli. Drone iraniano contro una base italiana in Iraq. Nessun ferito, ma la tensione tra Teheran e Occidente sale ancora. In Parlamento, Giorgia Meloni attacca il Partito Democratico. Sulla guerra, dice la Premier, la sinistra ha uno strabismo sugli Stati Uniti. Intanto emergono nuovi elementi sull'escalation. Secondo l'FBI, l'Iran avrebbe pianificato attacchi con droni contro gli Stati Uniti, puntando alla costa della California. Dal Regno Unito arriva invece uno scandalo politico che travolge il premier laburista Keir Starmer. Documenti riservati dimostrano che sapeva dei rischi legati al caso Mandelson-Epstein. In Italia continua lo scontro sui migranti. La magistratura mette sotto osservazione il protocollo Italia-Albania sui centri di trattenimento. E la maggioranza presenta una nuova legge per fermare gli allontanamenti facili dei minori dalle famiglie, con la Lega tra i promotori. Sono questi i temi del nostro telegiornale e ora li vediamo nel dettaglio. Drone contro l'Italia. Attacco iraniano alla base di Erbil. Un drone iraniano ha colpito nelle scorse ore la base italiana di Erbil nel Kurdistan iracheno. Nessun ferito tra i militari del contingente italiano, ma l'episodio segna un salto di qualità nello scontro tra il regime degli Ayatollah e l'Occidente. Il velivolo, secondo le prime ricostruzioni, è uno dei droni di fabbricazione iraniana utilizzati dalle milizie filo Teheran. È precipitato all'interno della base distruggendo un mezzo militare. Il messaggio politico è chiarissimo. L'Iran alza la tensione e colpisce le infrastrutture occidentali dove ci sono i nostri soldati. Altro che guerra lontana. La minaccia degli Ayatollah è qui, riguarda direttamente anche l'Europa. E sempre a proposito di questa crisi che ci tocca in prima persona, Meloni smaschera il PD. Sulla guerra la sinistra è divisa. Scontro durissimo in Parlamento sulla crisi in Medio Oriente. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca frontalmente il Partito Democratico e accusa la sinistra di avere uno strabismo sugli Stati Uniti. Quando governavano loro, ricorda la Premier, le missioni militari e l'uso delle basi NATO non erano mai un problema. Oggi, invece, il pacifismo diventa improvvisamente la linea politica. Meloni prova ad aprire un tavolo con le opposizioni sulla crisi internazionale, ma l'offerta cade nel vuoto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. In una delle crisi geopolitiche più delicate degli ultimi anni, il campo largo si presenta ancora una volta diviso e senza una linea comune. Iran voleva colpire gli Stati Uniti. Allarme dell'FBI sui droni. L'Iran avrebbe pianificato un attacco con droni contro obiettivi negli Stati Uniti. A rivelarlo è un rapporto dell'FBI, secondo cui Teheran stava valutando di colpire la costa della California lanciando velivoli senza pilota da un'imbarcazione a largo. Un piano preparato come risposta agli attacchi occidentali contro le strutture militari iraniane. La notizia cambia completamente la prospettiva della crisi. Non si tratta di una guerra voluta dall'America, ma della risposta a una minaccia concreta. Il regime degli Ayatollah dimostra di essere pronto a esportare il conflitto ben oltre il Medio Oriente. E ora passiamo a un altro argomento, spostandoci nel Regno Unito, dove esplode uno scandalo politico di prima grandezza. Starmer nello scandalo. I documenti lo smentiscono. Bufera politica nel Regno Unito. Il premier laburista Keir Starmer è accusato di aver mentito sul caso Mandelson-Epstein. Documenti interni rivelati dalla stampa britannica dimostrano che Starmer era stato avvertito del rischio reputazionale legato a Peter Mandelson, figura controversa collegata alla galassia Epstein. Nonostante gli avvisi, ha deciso di puntare su di lui. E quando lo scandalo è esploso, ha negato di sapere. Adesso, però, i documenti raccontano un'altra storia. E per un leader che ha costruito la sua immagine sulla superiorità morale rispetto ai conservatori, il colpo alla credibilità è pesantissimo. Giudici contro i CPR. Nuovo scontro sui migranti.
Nuovo scontro tra governo e magistratura sulla politica migratoria. La Corte d'Appello di Roma ha deciso di mettere sotto osservazione il protocollo tra Italia e Albania sui centri per migranti. Un progetto strategico per il controllo dei flussi, sostenuto con forza dalla maggioranza e in particolare dalla Lega. Ma mentre il governo prova a rafforzare la difesa dei confini, arrivano ancora una volta decisioni giudiziarie che rischiano di bloccare le misure. La partita sull'immigrazione resta uno dei terreni più caldi dello scontro politico italiano. E sempre a proposito di battaglie che si combattono in Parlamento per difendere le famiglie. Minori, stop agli allontanamenti facili. DDL sui minori con la Lega, la maggioranza presenta una proposta di legge per rivedere le regole sull'allontanamento dei minori dalle famiglie. Il provvedimento nasce dopo il caso della cosiddetta famiglia nel bosco, che ha acceso un forte dibattito nel paese. Tra i promotori c'è la Lega, che da tempo denuncia il rischio di abusi e automatismi nelle decisioni dei tribunali minorili. L'obiettivo è rafforzare le garanzie prima di separare un bambino dai genitori e prevedere verifiche più approfondite. Una riforma per riportare equilibrio in un sistema che ha fatto troppe volte notizia. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Regime Iran in crisi. Khamenei non comanda più. La guerra con l'Occidente sta cambiando anche gli equilibri interni del regime iraniano. Secondo l'analisi del sussidiario con Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies, il sistema di potere di Teheran attraversa una fase di trasformazione profonda. Il punto centrale riguarda proprio la leadership della Repubblica Islamica. Pedde spiega che il regime è già cambiato e Khamenei non è più il vero centro del potere. A guadagnare spazio sono soprattutto i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, cuore militare ed economico dello Stato. L'obiettivo, sottolinea Pedde, è creare frizioni tra Stati Uniti e Israele e rendere più fragile la coalizione internazionale che si oppone al regime. Per farlo, l'Iran usa gli strumenti che conosce meglio: pressioni indirette, milizie alleate nella regione, minacce sul traffico energetico nello stretto di Hormuz. Quando un regime moltiplica i fronti di tensione esterna, spesso è il sintomo di una fragilità politica interna. Ed è questa fragilità che rende oggi la crisi iraniana uno dei nodi più delicati della geopolitica mondiale. Meloni tra Iran e UE. La linea italiana nella crisi. La crisi iraniana sta mettendo alla prova anche la politica europea e soprattutto la capacità dell'Unione di parlare con una voce sola. Secondo l'analisi di Antonio Fanna, pubblicata da Il Sussidiario, la posizione italiana si colloca in un equilibrio complesso tra alleanze internazionali e interessi nazionali. Da un lato, il governo italiano resta pienamente nel fronte occidentale guidato dagli Stati Uniti. Dall'altro, deve confrontarsi con un'Europa che, ancora una volta, appare divisa e incerta sulla strategia da adottare nei confronti dell'Iran. Nel suo intervento in Parlamento, Meloni ha ribadito due principi: evitare l'escalation militare e impedire che il regime iraniano possa arrivare alla bomba nucleare. Secondo Fanna, è una linea che prova a tenere insieme realismo geopolitico e difesa degli interessi italiani. La vera sfida per Roma è non restare intrappolata nelle ambiguità europee. In una crisi globale come questa, il peso politico dei paesi dipende dalla capacità di muoversi con chiarezza e credibilità. Energia, la guerra dei prezzi. Bollette e benzina nel mirino. La guerra nel Golfo non si combatte solo sul piano militare, si combatte anche sul fronte dell'energia. Secondo l'analisi del Sussidiario, con l'economista ed ex viceministro Mario Baldassarri, il vero rischio per l'Europa è l'effetto a catena sui prezzi di gas, petrolio e carburanti. Il blocco dello stretto di Hormuz e la tensione nel Golfo possono avere conseguenze immediate sui mercati energetici internazionali. Ma Baldassarri sottolinea anche che una parte degli aumenti è legata alla speculazione finanziaria che accompagna le crisi geopolitiche. Secondo l'economista, esistono comunque margini di intervento: politiche fiscali, taglio delle accise, una strategia per garantire sicurezza energetica. La crisi internazionale non può tradursi in un aumento incontrollato delle bollette per famiglie e imprese. Ed è su questo terreno che si giocherà una delle battaglie economiche più importanti dei prossimi mesi. E questa era per oggi l'ultima notizia.
Un saluto dal TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. L'appuntamento è a domani. Grazie per averci seguito. Una buona giornata. Avete ascoltato il notiziario di Radio